Eccoli di nuovo in stazione con la cartella d'ordinanza. I sindaci in questa prima mattina di primavera partivano nuovamente verso Roma, di nuovo dritti contro il patto di stabilità, contro una legge definita ottusa, per difendere il grande tema democratico della libertà d'azione del sindaco. Per poter contribuire in modo serio alla ripresa economica e cercare in particolare di soddisfare le esigenze di tante imprese che stanno attendendo i pagamenti da molto tempo in alcuni casi. Ma sono carichi stavolta di una ventata fresca d'ottimismo. Le notizie rispetto allo sblocco del patto di stabilità, almeno per quanto riguarda i pagamenti, sembrano siano positive. Questa volta voglio essere ottimista, io direi 8. Noi auspichiamo che si sblocchi la situazione che ormai è drammatica. Se ciò non dovesse avvenire ci troveremo in grosse difficoltà, nel senso che ormai i bilanci sono all'osso. E così durante il viaggio, passando per il corridoio, si sentono fare i conti di quel che hanno in cassa. Io ho 3 milioni e 8 circa in avanzo di amministrazione e sono cifre importanti. Chi verrà eletto comunque a maggio dovrà scegliere tra tagliare i servizi e aumentare le tasse. Questo i cittadini lo sanno. Credo proprio di sì, si sono accorti in questi 5 anni di come comunque tante cose sono state tolte per cercare di far quadrare il bilancio del comune. L'ottimismo man mano che ci si avvicina a Roma però vira verso la minaccia. Non c'è più nulla da tagliare, quindi non sapremo più come muoverci se non chiudere il comune. Ci siamo, i sindaci scendono e cominciano la loro nuova marcia su Roma, la Banca d'Italia, l'Altare della Patria e finalmente, si fa per dire, Montecitorio. Non si può entrare in piazza con la fascia. Se entrano tutti i soggetti con la fascia è come se fosse una manifestazione dei sindaci. Sì, è come se fosse una... se partito come se fosse un cortello, no? Ma è l'ordine superiore. Non è che dice si a lei da dove... Siamo dei sindaci, capito? Ma il parlamentare con la bandiera non regola. Fin qui il prequel della grande assemblea che ha riunito al Teatro Capranica i sindaci di tutta Italia. Bene ha fatto il Presidente del Rio a volere ribadire la necessità di sbloccare questo patto di stabilità che sta mettendo in ginocchio le amministrazioni locali, le amministrazioni virtuose. È in grado di raccontare alle imprese